Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi vediamo cosa suggeriscono le stelle per noi. Prima però di cominciare con l'analisi di questi influssi, vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Grazie sempre. Dunque, questa giornata di venerdì 31 gennaio 2020, vede protagonista ovviamente la costellazione ehm, Scorpione come prima costellazione visitata dalla Luna in questa giornata, in associazione con la costellazione Acquario, che è presente in due modalità diverse, una come dominatore del mese e una come seconda costellazione che si oppone proprio alla stella Capo. Inoltre abbiamo l'influsso di Venere come dominatore del giorno in maniera preponderante. Cosa suggerisce questo insieme, diciamo, di forze e influssi per questa giornata? Abbiamo sicuramente molte possibilità, opportunità di interagire con gli altri, sicuramente un giorno di grande estroversione, dove anche i più timidi probabilmente saranno più spinti a interagire con altre persone e riusciranno a superare magari qualche piccolo imbarazzo. La giornata però invita a non eccedere per quelli che sono già molto estroversi in modo spontaneo e per natura, poiché si potrebbero creare delle situazioni di imbarazzo oppure essere fraintesi. Dunque, se non è vostra intenzione essere fraintesi oggi, è meglio misurarsi un pochino. Tra l'altro è un giorno dove non solo potremmo essere fraintesi, ma potremmo anche fraintendere a nostra volta, dunque è bene appunto riuscire a restare un pochettino più centrati e a comprendere meglio in modo distaccato quali sono effettivamente i messaggi che stiamo ricevendo, piuttosto che quelli che cerchiamo di interpretare a nostro modo. La giornata comunque è abbastanza favorevole, non è diciamo superlativa, ci sono giornate sicuramente migliori con influssi più importanti, ma è una giornata che comunque ci permetterà di approfondire alcuni aspetti. Per esempio potremmo doverci occupare di qualcosa che abbia a che fare con la chimica, oppure è possibile che oggi in particolare incontreremo o avremo a che fare con infermieri o dottori, eh, non necessariamente per questioni di salute, possibilmente senza saperlo incontreremo qualcuno che fa esattamente questo per mestiere, oppure dovremmo chiedere un parere, un consiglio a qualche persona di fiducia. La, la probabilità maggiore, viste le costellazioni oggi, è che ci sia qualche fastidio a livello circolatorio, dunque magari mani e piedi freddi oppure altri fastidi, qualcuno potrà avere qualche gonfiore o ritenzione dovuta proprio a cattiva circolazione. Dunque oggi è sicuramente un motivo in più per cui queste cose potrebbero farsi sentire, ma i problemi di circolazione potrebbero essere estesi non soltanto a livello fisico, ma anche asportando questo significato in modo più ampio e dove potremmo appunto avere qualche difficoltà, magari per strada, a trovare particolarmente traffico o incontrare persone molto impedite al volante proprio in questo giorno. Dunque calma, mi raccomando, e siate sempre prudenti alla guida. Inoltre è possibile appunto in una giornata come queste che ci sia necessità di spostarsi e è possibile appunto che si debba viaggiare anche per questioni di piacere o per questioni legate alla famiglia o ancora proprio per assistere qualche persona cara, accompagnandola magari in qualche luogo per qualche visita medica o cose del genere.
È importantissimo oggi l'esempio che diamo, ma anche l'esempio che riceviamo. A quanto pare in questa giornata sarà sicuramente importante, lascerà sicuramente un segno. Dunque attenzioniamo sempre il nostro comportamento perché magari involontariamente siamo da esempio a qualcuno. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al mio canale YouTube. Io vi ringrazio sempre moltissimo del vostro sostegno e mi auguro ogni volta di ritrovarvi sempre qui in mia compagnia. A domani con le previsioni del 1° febbraio. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda.